Le immagini dicono tutto, una tragedia sfiorata e l'ennesimo luogo simbolo della città che cade a pezzi. Che la situazione dello storico Teatro Astra fosse critica si sapeva, ma mai che la struttura versasse in queste condizioni disperate. Crollato, imploso, cause infiltrazioni ormai datate. La parte centrale del tetto si è abbattuta all'interno, franando sulle poltroncine sul palco ormai deserti da più di 10 anni. La fortuna è che al momento non ci fosse nessuno nell'edificio di proprietà privata, una proprietà che, è chiaro e visibile a chiunque passi davanti all'ex cinemateatro in Viale dei Martiri, nel cuore di Bassano, al di là di quanto è successo, ha letteralmente abbandonato una delle strutture che più stanno a cuore ai e alle bassanesi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza dell'area e hanno transennato tutta la parte adiacente all'edificio per tutelare l'incolumità delle persone. E ora, davanti a questo rudere in via di decadimento, regnano lo sconforto e la rabbia nel vedere che nessuno pare tenere davvero a un simbolo della città.